Roberto Montanari, l'occhio oltre il pennello, l'altro punto di vista. L'estasi, la contemplazione della bellezza, suggestioni che sfuggono l'apparenza. Il simbolo di un'epoca che ritorna oggi come fa l'arte quando diventa metafora di vita. Famoso per i suoi tori, per le sue arene di fuoco, per gli scorci inondati di luce abbagliante, oggi Vicenza ricorda l'uomo, l'artista dove visse, dove dipinse, nel viale Milano di una città che non esiste più, ma che vuole risorgere. Il primo mattone per far tornare Viale Milano ai fasti storici è quella di partire da quello che è stato il maestro della cultura di Vicenza, il nostro maestro Roberto Montanari. Orgoglioso di aver consegnato ai figli la targa del Consiglio regionale Veneto e di aver portato la promessa che la regione non abbandonerà Vicenza in questa impresa di cultura e di sviluppo. Oggi Vicenza riparte da qui, dal seme della cultura, della memoria, con questa targa dedicata al maestro Roberto Montanari. L'arte in fondo è il bello come antidoto al brutto, è l'elevazione spirituale dei sensi che s'oppone al degrado della sporcizia, dello spaccio di droga, della violenza. C'era una volta Viale Milano, ma quel che fu, quel che è stato, da oggi può rinascere. Viale Milano era una volta il salotto buono della città, il salotto anche culturale. Il maestro Montanari ne era un grande rappresentante, ha avuto la galleria per anni in questa via e simbolicamente con la famiglia si è voluto ricordare questa personalità culturale, questo maestro, questo pintor dello Toros. Questo toro in particolare è uno dei suoi simboli, come il simbolo di energia che riusciva a trasmettere alle persone. E allora che Vicenza riparta da questo toro, riparta dalle luci, dalle arene infuocate, riparta da Roberto Montanari, l'artista che portò la città del Palladio nel mondo con i suoi quadri. Raccogliamo la sua eredità spirituale, torniamo a guardare al futuro con creatività, perché il destino è come una tela bianca, va riempita, va dipinta, solo così si va oltre il vuoto.